spaghetti con le cozze in bianco. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una ricetta tipica della tradizione napoletana. Vi lascio quindi agli ingredienti e poi alla preparazione. Facciamo questi spaghetti con le cozze in bianco. Semplicissimi da fare, la cosa più importante sono gli ingredienti, i prodotti devono essere di buona qualità, le cozze devono essere buone, l'olio deve essere buono, l'aglio è un buon aglio, non pigliate agli cinesi, prezzemolo fresco, peperoncino e basta, questo è quanto, non serve altro. C'è chi ci mette un goccio di vino, ma io nel mio caso non lo metto. Se voi lo volete mettere vi dirò quando metterlo. Allora, per 2-3 persone ci serviranno 1 chilo di cozze, poi vi farò vedere come le ho aperte, come le ho sgusciate, eccetera. 2 spicchi d'aglio, olio extravergine, un buon olio extravergine, un peperoncino, poi prenderemo la quantità che ci serve, del prezzemolo fresco e altra acqua delle nostre cozze quando le abbiamo aperte, che se serve aggiungeremo. Ci serviranno anche per 2 persone, io metto 160 grammi di spaghetti. Abbiamo lavato e pulito le nostre cozze, levando tutta l'erbetta che c'è vicino, il muschio. Ho messo le cozze nella pentola, se serve aggiungete proprio un goccino di acqua e adesso le copro. Appena incominciano ad aprirsi io le levo, in modo da non farle seccare troppo. Come vedete che si aprono, le levate e le mettete in un'altra ciotola. Ora che le ho tolte tutte mano a mano che si aprivano, io lascio il liquido di cottura e incomincio a mettermele in questa ciotola. Io le ho fatte un po' alla volta perché la mia pentola era un po' piccola. Se avete una pentola bella grande, la quantità è maggiore, mettetele tutte insieme. Io le faccio un po' alla volta così si aprono anche prima. Ho pulito le mie cozze, ne ho lasciate 6 belle in vista, non pulite, le più grandi, e questo sughetto che è rimasto adesso con un colino a maglia stretta me lo passo e me lo metto da parte, perché già qui ho passato del liquido di cottura e l'ho lasciato insieme a queste, filtrandolo sempre. Questo qui me lo conservo casomai mi dovesse servire. Ho messo i miei 2 spicchi di aglio, li ho tagliati in 2, se volete privateli dell'anima, e ho messo 8 cucchiai di olio extravergine, mi raccomando un buon olio perché il gusto dell'olio è importante, abbondanti, quindi 8 cucchiai abbondanti di olio extravergine. E adesso facciamo dorare il nostro aglio. Dorato il mio aglio, io l'ho allontanato dalla fiamma, vedete, così questa è la doratura giusta, vi faccio vedere, ecco qui. E adesso ci aggiungiamo un po' del nostro prezzemolo col peperoncino. Scegliete voi la quantità di peperoncino che più vi piace, in modo che il nostro prezzemolo non bruci. Questa è una parte, perché poi dovremo mettere il resto. Ecco qui. Adesso ci aggiungiamo le nostre cozze, tranne quelle che abbiamo messo da parte per decorare, perché quelle le useremo appunto per decorare, le metteremo all'ultimo momento. Quindi leviamole e adesso ci mettiamo le nostre cozze e rimettiamo sul fuoco. La quantità di acqua, diciamo quella lì della cottura delle cozze, era più o meno di una tazzina e mezzo di caffè.
e a questo punto, se volete, potete aggiungere un cucchiaio di vino, cosa che io non faccio perché la ricetta originale non lo prevede. Praticamente le nostre cozze, il nostro sugo per i nostri spaghetti è pronto. Facciamo consumare solo un po' l'acqua e poi spegniamo. Abbondante acqua, a bollore ho messo il sale e adesso ci metto i miei spaghetti e li faccio cuocere al dente. Scolata la mia pasta al dente, io ho messo il nostro sugo sul fuoco, levo l'aglio e metto gli spaghetti, metto il resto del nostro prezzemolo, ci metto anche ai lati le cozze, quelle là che abbiamo lasciato intere per guarnire, e adesso mantelliamo un po' la nostra pasta. Ecco perché è importante che la nostra pasta sia bella al dente. Una volta che si è assorbito un po' del nostro sugo, spegniamo e impiattiamo. Se ci piace, prima di spegnere possiamo anche mettere un po' di olio a crudo. Ecco il nostro spaghetto con le cozze in bianco, pronto per essere servito. Buon appetito a tutti!